che è venuto questa sera qui a questo incontro. Io farò una breve introduzione, non vi ruberò più di 5-10 minuti, poi darò la parola agli ospiti invitati che conoscete appunto dalla locandina che abbiamo preparato. Volevo soffermarmi un attimo su quella appunto che è la locandina e sul titolo della locandina. Come vedete la serata è stata organizzata da Salviamo il Paesaggio, che più che un comitato rappresenta il forum nazionale dei movimenti per la terra e per il paesaggio. A questo forum partecipano numerose associazioni di carattere ambientale, ambientaliste, ma anche singoli cittadini. E poi gli obiettivi di questo forum verranno spiegati nello specifico dall'architetto Carturante qui di fianco a me, che rappresenta il coordinamento provinciale del forum per la provincia di Treviso. Vorrei appunto brevemente soffermarmi, come dicevo prima, su quello che è il titolo della locandina. Abbiamo fatto un titolo un po' così provocatorio, diciamo, perché si parla di bretelle e traforo, che come immagino tutti sappiate sono stati gli argomenti più caldi per quanto riguarda il discorso infrastrutturale qui in città negli ultimi 3 anni, e ultimamente sono tornati comunque sempre di attualità, soprattutto per la bretella, ma anche per il traforo. Appunto, bretella e traforo, possiamo dire almeno, sono 2 infrastrutture fortemente criticate in città che hanno creato nascite di comitati, un movimento popolare molto, molto vasto, possiamo dire. Perché? Perché prima di tutto hanno un elevatissimo impatto ambientale, evidente, con un elevatissimo consumo di territorio, ma in più sono fortemente criticabili anche dal punto di vista urbanistico, forse sono più dannose che utili per quelli che sono gli obiettivi che si prefiggevano. Per la bretella mi pare che cazzi proprio a pennello, diciamo in sottotitolo la frase contenuta nella locandina, uno scempio tira l'altro. Perché? Perché proprio di questi giorni, quindi d'attualità, come si è potuto leggere sui giornali, che è stato presentato in comune il progetto per il secondo stralcio della bretella, quindi una nuova strada che collegherà la bretella con la zona industriale. Si sono cioè accorti che la bretella così com'è, che a giorni in teoria dovrebbe essere inaugurata, non serve, non va bene, perché è semplicemente una strada che dall'uscita del Casello Sud collega l'emisfero, quindi il centro commerciale. Quindi semplicemente ci sarà del traffico incanalato in questa direzione con i mezzi pesanti incanalati su questa rotatoria di dimensioni poi veramente minime, e quindi ci saranno dei seri problemi probabilmente proprio dal punto di vista del trasporto e dell'urbanistica. Come abbiamo già detto appunto anche come comitati in ambito cittadino in questi anni, la soluzione alternativa c'era ed era quella di mettere a posto e di calibrare una strada già esistente, che era via sotto le rive, che è già utilizzato oltretutto dai cittadini di Vittorio o comunque da chi conosce un attimo la viabilità interna della città, per poter collegare il Casello Sud alla zona industriale. E questo diciamo un po' il discorso così legato alla bretella con gli ultimi aggiornamenti provenienti dalla stampa. Per quanto riguarda il traforo, brevemente dico solamente un paio di aggiornamenti. Il 20 giugno ci sarà la discussione al TAR del ricorso fatto da questo gruppo di cittadini contro l'opera, quindi diciamo che in questa sede si deciderà finalmente quello che saranno le sorti di questa strada. Una strada fortemente criticabile dal punto di vista appunto del progetto stesso della strada. Si è visto in questi giorni come ci siano accorti dopo anni che è stato approvato il progetto, che hanno fatto un errore nel disegno della rotatoria su Via Virgilio, cioè una cosa veramente assurda. Oltretutto ci sono delle mancanze, delle carenze per quanto riguarda la normativa. Il progetto è stato redatto con una normativa per quanto riguarda la normativa in termini di costruzioni e costruzioni in zone sismiche vecchia, e sappiamo in questi giorni che il tema legato alla sismicità è molto sentito. E ci sono carenze anche di altro tipo, oltretutto mancanza di documenti, manca una valutazione di incidenza ambientale nel progetto definitivo. Questo perché? Perché l'opera va a incidere in ben 2 punti sul fiume Meschio. Il fiume Meschio sappiamo che è un sito di interesse comunitario e quindi per legge deve essere presentata questa valutazione di incidenza ambientale. Diciamo si può parlare molto è stato detto su queste 2 opere, ma io mi fermerei qui, anche perché questa serata vuole essere di più ampio respiro e dibattere su argomenti anche un po' più di carattere generale e fare anche un po' così diciamo di cultura per le persone che stanno ascoltando. Prima appunto di introdurre e dare la parola agli ospiti, voglio solo semplicemente fare un'ultima osservazione che secondo me sembra doverosa, e qui penso di parlare a nome di tutti i presenti, diciamo di esprimere la solidarietà nei confronti delle popolazioni colpite in Emilia dai terremoti di questi giorni, perché sono stati ben
ben 3 terremoti con un'intensità superiore al quinto grado della scala Richter. Sappiamo che i danni causati sono stati tanti, la situazione è veramente critica e bisogna che tutto il paese si muova per poter sostenere questa popolazione, come successe poi per l'Aquila. Le cifre, do un paio di cifre che sono secondo me significative, che riguardano appunto questo sisma e le conseguenze che ha avuto. In termini di vite umane purtroppo parliamo di 17 morti con l'ultimo sisma, sono centinaia di feriti, ma le conseguenze sono anche per chi è sopravvissuto e che ha dovuto abbandonare la propria casa. Parliamo di 15.000 sfollati, quindi conseguenze sia per la vita umana ma anche per quello che è il tessuto culturale, sociale ed economico dell'area interessata dal terremoto. Si parla ad esempio, c'è una chiesa su 3 crollata, quindi anche dal punto di vista storico, dal punto di vista dei beni culturali sono di gravi danni, ma parliamo di 3.500 fabbriche chiuse, costrette a chiudere, 20.000 persone lasciate a casa senza posti di lavoro, e in quella che era una zona ricchissima si parla di un giro d'affari annuo di 16 miliardi di euro, quindi più o meno l'1% del PIL. E qui secondo me c'è da fare un'osservazione importante, legata appunto a quella che è la salvaguardia del territorio in generale, perché non bisogna più pensare a uno sviluppo senza senso e continuo. In questo caso bisogna pensare al paesaggio che noi abitiamo, quindi il paesaggio non solo come ambiente, come il verde che ci circonda, ma nel caso proprio poi delle aree colpite dal terremoto come il paesaggio che noi abitiamo, quindi la città che noi viviamo a partire dalle nostre case singole a tutto il tessuto urbano. Questo terremoto ha completamente sconvolto e stravolto anche per il futuro la vita di queste persone. Qui appunto oggi adesso richiamo un altro dato che dava oggi Antonio Stella, che scrive sul giornale, diceva che secondo le ultime stime i terremoti che hanno colpito l'Italia negli ultimi decenni, comunque nell'ultimo centinaio d'anni possiamo dire, di quali abbiamo appunto una storia e una testimonianza, hanno causato danni per 150 miliardi di euro, quindi una cifra veramente inimmaginabile. Ma diceva davanti un altro valore, un'altra stima, che è quella di 20-25 miliardi di euro, che sarebbero i soldi necessari per poter mettere in sicurezza tutto il territorio nazionale. Quindi pensate se fosse stata fatta questa opera di messa in sicurezza del territorio, quando doveva essere fatta, che risparmio in termini di denaro ci sarebbe potuto essere. Denaro risparmiato che ci servirebbe soprattutto in questa situazione in cui ci troviamo di crisi per poter portare avanti uno sviluppo sostenibile vero e serio, possiamo dire. Purtroppo invece, come capita spesso anche qui in Italia, soprattutto chi governa, chi deve prendere le decisioni, sembra non prendere in considerazione questi dati, continua invece sulla politica di uno sviluppo basato sul solo consumo di territorio, con la costruzione di opere e infrastrutture spesso inutili oltre che dannose, oltre ad avere un elevato impatto ambientale, costruzione di capannoni e che più ne ha più ne metta, quando invece ormai è sotto gli occhi di tutti che non è più questo lo sviluppo di cui necessitiamo. Siamo arrivati a un bivio, secondo me, bisogna dire stop a questo tipo di sviluppo e pensare invece a uno sviluppo sostenibile che guardi alla salvaguardia del territorio e permetta quindi di dare un futuro a noi ma anche alle future generazioni. Io ecco qui mi fermo, non voglio andare oltre, era solo una breve introduzione, il mio pensiero in merito alla situazione odierna. Passerei subito la parola agli ospiti della serata, in primis passerei la parola all'architetto urbanista Giuliano Carturan, no, architetto. Lui è già stato anche presidente del Parco del Sile, ha avuto vari incarichi in Regione Veneto e anche in Piemonte, quindi una persona molto competente e capace che si è preso questa responsabilità di seguire Serviamo il paesaggio per la provincia di Treviso e fare da coordinatore e cercare in qualche maniera di dare il via e portare avanti gli obiettivi che si prefigge questo movimento. Ora vi spiegherò lui quali sono di preciso. Scusate, intanto mi presento. Io sono un laureato in urbanistica e ho lavorato per diversi anni nella regione Piemonte e poi nei parchi regionali, uno piemontese e al Parco del Sile. Recentemente sono andato in pensione e ho cominciato a seguire i problemi della regione Veneto senza avere i vincoli di occupazione e di dipendenza da dirigenti o da altri o da direttori. Per cui
ho un po' più mani libere. Ho cominciato se riesco a vedere... Sì, adesso sto aspettando per caricare, allora, giusto per fare le slide. A novembre dell'anno scorso io ho partecipato al primo forum nazionale di Salviamo il paesaggio e difendiamo i territori, che si è tenuto a Cascinetta di Lugagnano, nell'area metropolitana milanese. Allora, mi fai piacere perché devo andare... in quella giornata da tutta Italia sono arrivate più di 600 persone che rappresentavano associazioni, enti e comitati a livello nazionale e locale. Tra gli ospiti e promotore del forum c'era Carlin Petrini, che è il presidente di Slow Food, che è intervenuto per quanto riguarda... Devi andare, non è questo, non è, devi andare proprio a cambiare, scusami, vai su Mario Veneto. Perfetto. Basta che clicchi sulla prima e dopo. Vediamo se si... Vai pure avanti. Sì, va bene, adesso faccio io. Sì, va bene. Perfetto. Allora, Carlin Petrini, perché non lo conoscesse questo signore qua, fine guerra è sindaco di Cascinetta di Lugagnano, che è uno dei sindaci dei comuni virtuosi italiani. In quella sede è stato firmato questo documento di impegno da parte di, appunto delle associazioni e dei comitati a livello locale, nazionale e anche dei singoli cittadini. Tra chi ha aderito questo signore qui, che era l'assessore della provincia di Torino. La provincia di Torino ha adottato le strategie, i dettami del forum, e il piano territoriale della provincia di Torino non consente di fare nuova occupazione di territorio agricolo, e quindi tutte le attività di nuovo impianto, nuove richieste devono essere realizzate in zone proprie, quindi non andando a occupare il territorio agricolo. Il forum ha promosso una campagna nazionale che si chiama Censimento del Cemento, perché attraverso questa campagna sono state inviate richieste a tutti i comuni d'Italia perché venga compilata una scheda in cui vengono segnalati gli immobili sfitti, non occupati o abbandonati, perché a seguito di questo censimento si dovrebbe fare una proposta di legge nazionale che obblighi, cioè non consenta nuova edificazione in aree libere se ci sono, cioè se si è sopra una certa percentuale a livello comunale di vani sfitti, di metri quadri di impianti industriali non utilizzati. Questo è un passo notevolissimo. A livello nazionale mi pare che ci sono costituiti poi dei comitati a livello provinciale e comunale che hanno aderito al forum e che stanno seguendo i comuni per vedere che questo censimento vada avanti. Noi nella provincia di Treviso abbiamo 4-5 situazioni di coordinamento nell'area di Castelfranco, Asolo e Montebelluna, Vittorio Veneto, Treviso e Treviso Sud. Io seguo Treviso Sud e ritengo, questa è la scheda di censimento che avevamo visto prima, ecco, per quanto riguarda l'area sud di Treviso, che così vi faccio anche una panoramica dei problemi di carattere generale qui nel Veneto, noi abbiamo deciso di non limitare l'operazione al censimento degli immobili, ma di lavorare
affrontando tutte le problematiche relative alle grosse infrastrutture ferroviarie, stradali, aree industriali di nuovo impianto e via dicendo, perché riteniamo che sia importante affrontare questi singoli problemi e capirne l'impatto che questi messi assieme hanno sul territorio, perché in genere cosa succede? Si fanno interventi più o meno grossi, si fa la verifica dell'impatto di quell'intervento senza andare a accumulare tutte le situazioni simili che si sono nelle aree contermini. Tempo fa abbiamo fatto a Casier, dove io abito, una serata che era vincoliamo gli svincoli, perché a ridosso del passante e comunque delle nuove infrastrutture pedemontana, la strada del Basso Veronese e via dicendo, si stanno realizzando tutta una serie di situazioni di altissimo impatto. Ecco, questo qui, io ero andato, ancora lavoravo in regione, e sono andato a Verona a una manifestazione organizzata dalla regione che si chiamava Geo en Oikos, in cui si mostrava la buona gestione del territorio regionale, del PTRC in fase di costruzione, e tra le varie cose c'era questo progetto di Motor City, che sicuramente non è un progetto che non consuma territorio, non è un progetto che segue le esigenze delle popolazioni locali e va a creare tutta una serie di impatti aggiuntivi sul territorio della Bassa, sottraendo tra raccordi autostradali, accessi e l'impianto un'area notevolissima di terreni agricoli. Se poi andiamo da noi a Dolo, non so, penso che abbiate letto, c'è il problema dove c'è l'intersezione tra l'autostrada, la Venezia-Milano, il passante di Mestre e la nuova camionabile che dovrebbe andare, la nuova Romea praticamente. C'è questo nuovo impianto che si chiama Veneto City, in un'area che è compresa tra l'autostrada e la ferrovia, che singolarmente, se fosse calata in un contesto in cui all'esterno c'è il vuoto, non succederebbe niente, mentre nell'immediato ci sono tutta una serie di altre aree di urbanizzazione, di nuove previsioni e via dicendo, per cui il cumulo degli impatti in quell'area è spaventoso, snaturando completamente tutta l'area, il territorio, il paesaggio della bassa veneziana lungo la riviera del Brenta, facendo perdere l'identità. Chi va oggi solo in quella zona e percorre gli svincoli ha uno stravolgimento totale, perché perdita dell'orientamento, perché ci sono tutta una serie di rotatorie, collegamenti e via dicendo, e la campagna è persa. C'è un paesetto che rimane intercluso all'interno di svincoli, per cui praticamente sta perdendo popolazione e le attività economiche che ci sono all'interno. È rimasto solo un panettiere, il macellaio, forse non c'è più nient'altro. Cerco di andare veloce. Ecco, questa qui è che cosa è previsto in quella campagna bellissima, fabbricati in cui si andrà dagli uffici all'aperto a bere il caffè, a fare le happy hour, non so che cosa si farà. Ecco, poi abbiamo affrontato il discorso del Tessera City, in prossimità dell'aeroporto autostradale, anche lì dell'aeroporto di Marco Polo, e in prossimità della tangenziale del passante. C'è questa grossissima realizzazione, anche questa con un notevole impatto. Ecco, ci sono tutte queste serie di situazioni che poi noi abbiamo in un'assemblea pubblica mappato nel territorio praticamente tra Treviso e Venezia. Questa qui è Veneto City, questo qui è il Dogaletto, che è un'area di 450 ettari, un'area intermodale di nuovo impianto che è prevista. Questo è il casello di Spinea, anche lì in prossimità dei caselli avverranno altre cose. Anche per far capire, adesso vi spiego un progettino qui, mica da poco, che è quello a Cappella di Scorzè. A Cappella di Scorzè, che è un paesetto agricolo
per le massime produzioni sono orticole, radicchio, asparagi, eccetera, eccetera, viene previsto un casello con 2 uscite. Caso strano, il casello, faccio riferimento alla realtà vostra, perché è un po' simile, la poca attenzione al territorio e alle preesistenze. I 2 caselli vengono fatti a scavalco, uno a destra e uno a sinistra del fiume Edese, con un raccordo sopraelevato di 15 metri che passa lungo sopra l'autostrada e sopra questo fiume. In prossimità, lungo l'asta del fiume, la provincia di Venezia aveva creato una serie di vincoli per la valorizzazione dell'asta fluviale e del sistema dei mulini che esiste lungo quell'asta fluviale. Una realizzazione di quel genere fatta da Veneto Strade è cervellotica. All'estero non avrebbero neanche pensato di pensare un'operazione di questo genere. Più avanti poi abbiamo l'Ikea, dove ci sono i caselli di Mogliano. Ecco, noi abbiamo fatto, in seguito a un'assemblea congiunta Venezia-Treviso, abbiamo cercato di capire gli impatti di tutte queste operazioni a ridosso pensate solo sull'impatto sulla viabilità. Se io ho costruito il passante di Mestre per evitare la congestione della tangenziale di Mestre, se lungo questa asta realizzo tutte queste situazioni di attrazione, di traffici, perché avrò centri commerciali, centri intermodali e via dicendo, nell'arco di alcuni anni il passante sarà intasato di nuovo e quindi paga pantalone di nuovo, che dovrà andare a finanziare nuove opere o non so che cosa per riuscire a risolvere il problema della nuova viabilità e di nuove pressioni. Successivamente a questo, ecco, per esempio nell'area nostra a ridosso di Vedelago, in prossimità del tracciato della Pedemontana, è previsto questo intervento in una zona agricola bellissima, è una delle zone più integre del territorio veneto, in prossimità di Ville. È previsto un mega macello, una cartiera e via dicendo. La scusante principale, il motivo principale è che questa operazione prevista per il futuro consentirà di scavare ghiaie per i prossimi anni, perché gli immobili, per non creare modifiche all'orizzonte, molti immobili sono costruiti in interrato, quindi è un motivo in più per riuscire a scavare e via dicendo. Tra l'altro un macello che dovrebbe lavorare per tutta l'Europa e dovrebbe essere uno dei più grossi a livello europeo, pensate che consumo di acqua e di energia, in particolar modo di acqua, in una zona dove noi dobbiamo cominciare oggi a ragionare in termini di risorsa idrica. Quando ci sono situazioni a rischio come abbiamo avuto in questo inverno o ancora già nel 2003 di siccità, pensate dove abbiamo situazioni di questo genere dove il consumo giornaliero è elevatissimo. Questa è vicino a casa mia, io facevo parte del comitato contro il terraglio est, praticamente questo è il raccordo autostradale, la vedete la freccetta? Si vede? Sì. Questa è la freccia, c'è l'uscita dei caselli autostradali, una bretella, questa è tutta l'area che verrà utilizzata per realizzare l'Ikea e tutto quello che è collegato per rientrare nei costi di realizzazione dell'opera. Ci sarà un centro commerciale, un outlet, non lo so cosa ci sarà, ma sicuramente verrà urbanizzata tutta quest'area. E abbiamo cominciato a ragionare, questo è Dogaletto che avevo parlato prima, abbiamo cominciato a ragionare da queste analisi, abbiamo detto è necessario che cominciamo a ragionare con la gente per proporre forme alternative di sviluppo locale, perché non è più possibile pensare uno sviluppo di grandi opere
in questo momento in cui siamo in crisi totale, grandi opere che tra l'altro realizzano delle situazioni come i grossi centri commerciali che spopolano delle attività economiche, i centri urbani e i nostri centri storici. Io vi faccio l'esempio, Treviso sapete benissimo che è una città vivibilissima dal punto di in cui è frequentata, specie durante i fine settimana e alla sera. Allora è stata spostata la provincia a Sant'Artemio, l'ULS, cioè le attività che erano la prefettura eccetera, che erano in centro, sono stati trasportati in strada ovest. Oggi stanno chiudendo i negozi di abbigliamento, i ristoranti non riescono più a tenere diciamo aperta l'attività perché non hanno più le persone che lavoravano e con i ticket restaurant andavano a mangiare a mezzogiorno. Ecco, quindi si creano problemi di questo genere. Allora, adesso noi abbiamo cominciato a coinvolgere le associazioni di categoria, gli imprenditori agricoli, per vedere se è possibile, sull'esperienza anche su proposte dell'area metropolitana padovana, chiamiamola metropolitana padovana perché Padova ha fatto un progetto per 18 comuni, un progetto urbanistico per 18 comuni, ecco, per Padova stanno cercando di assieme alla regione è stata fatta una proposta di fare un parco agropaesaggistico metropolitano in cui il sistema agricolo diventa un elemento cardine e di ricucitura del territorio per le aree urbanizzate. Se voi guardate le foto aeree del Veneto, ormai i territori agricoli sono inglobati all'interno dell'urbano e quindi bisogna ragionare per il prossimo futuro in questo senso. Ecco, io vi ho fatto una grossa panoramica delle cose che stiamo facendo nella bassa trevigiana, sono padovano, capita, l'età poi capita anche questo. Per poi passare a quelle che è la situazione attuale, vediamo un attimo se riusciamo. Ecco, io ho fatto, anni fa ero venuto qui per fare delle fotografie, sono andato anche per altre questioni, per portare delle comitive a vedere la Pedemontana e il Vajont, eccetera, eccetera, e sono passato per Vittorio Veneto perché io non lo conoscevo molto se non da piccolo, perché poi sono stato in Piemonte per lavoro. E quest'area qui dove è previsto sono lungo? No, ho finito, perché dopo ecco, quest'area questa è Serravalle, questa è la Strettoia e questa è la zona dove dovrebbe essere realizzata in questa parte qua. Perfetto, sì, ma comunque questa è la parte interessata. Ecco, se noi cominciamo a ragionare e a mettere a sistema quest'area qui, in cui ci sono i laghi di Santa Croce, i laghetti idrogeologici, come si chiamano, idroelettrici, e poi i laghi di Revine col museo e via dicendo, c'è il Meschio, c'è tutto il sistema delle attività industriali abbandonate, quindi si può parlare di archeologia industriale. C'è una situazione sono state inserite zone di protezione speciale e siti di importanza comunitaria in quest'area, cioè sono stati evidenziati questi siti. Allora, che senso ha realizzare un'opera di questo genere che oltre a tutto vi spara traffico in centro abitato, quando ormai nella progettazione generale si cerca di bypassare i centri abitati, non di creare traffico aggiuntivo nei centri. Voi avete la fortuna che avete l'autostrada che passa di lato, i due caselli, si potrebbe benissimo, noi l'avevamo tentato a Treviso con il discorso del Terraglio Est, avevamo detto, invece di fare il Terraglio Est facciamo dei caselli, una serie di caselli aperti per la popolazione locale. Le esperienze ci sono, perché io lavoravo a Torino,
La tangenziale di Torino è una tangenziale aperta dove chi passa in autostrada paga e paga anche per gli altri e chi invece vive entra in autostrada in un casello, esce in quello urbano sempre e non paga o ha una tariffa agevolata. Ecco, quindi c'è un servizio di tipo diverso. Purtroppo ci si scontra contro dei grossissimi interessi. Non dico i nomi e i cognomi, ma insomma ci sono interessi di chi gestisce le autostrade, le società di gestione delle autostrade. Ecco, quindi sicuramente questa è un'area molto delicata in cui si potrebbe lavorare in modo completamente diverso per valorizzare tra l'altro tutta la questione, tutta la parte del Fadalto. Prima parlavamo del terremoto, voi avete subito un terremoto qua? Perché il Fadalto è disabitato come se fosse stato terremotato, non ci abita più nessuno. Allora vogliamo metterci in testa che quei territori non possono essere abbandonati, là c'è un patrimonio di storia, cultura e lo lasciamo andare, e sarebbe un'opportunità se fosse utilizzato e progettato in modo razionale per Vittorio Veneto. Vittorio Veneto è una bellissima città, ci sono i problemi dei collegamenti ferroviari eccetera eccetera, ma è una città in cui la qualità della vita è buona, il paesaggio, l'ambiente, le preesistenze, i musei, l'archeologia, l'architettura, non l'archeologia, ma l'architettura locale. È evidente che è una buona architettura, è una buona città in cui potete vivere, e facendo operazioni di questo genere si potrebbero creare opportunità economiche per i giovani, cose che assolutamente non avviene. Ecco, io mi fermo qua perché non sono in grado poi di approfondire le cose, ma sicuramente quello che io cerco di dire è: mobilitatevi su cose di questo genere, perché se no ci ricadono sulla testa delle soluzioni di progetto che sono molto spesso cervellotiche, e le conseguenze le pagheranno i nostri figli, i nostri nipoti. Grazie. Ok, perfetto. Possiamo anche spegnere, no? Un attimo solo che spegniamo. Ok. Ringrazio Giuliano Carturano per il suo intervento, molto chiaro, e ci ha fatto vedere quali sono le altre problematiche della nostra regione, quindi siamo in buona compagnia in questo senso. Ora passo la parola all'altro ospite della serata, Laura Fregolin, che è una docente dello IUV Architetto. Dico bene, sì? Tutto a posto, ok? Questa sera lei insomma, ci parlerà inizialmente dell'Atlante e dei conflitti territoriali del Veneto. Lei è stata curatrice, collaborando con Legambiente, per la creazione di questo Atlante dei conflitti, che altro non è praticamente che, possiamo dire, un database che descrive un attimo quelle che sono le vertenze ambientali, quindi tutti i conflitti di carattere ambientale che insistono sulla nostra regione. Alcuni li ha mostrati prima Carturano, e quindi tutte quelle vertenze in cui si contrappongono, diciamo, i cittadini da una parte, magari riuniti in associazioni o in comitati, e dall'altra chi deve governare il territorio, quindi le amministrazioni, la politica, che spesso appunto cala dall'alto delle opere e degli interventi senza prima invece discuterne con le persone interessate, magari senza dare il via a un processo appunto di discussione democratica sull'argomento, come invece dovrebbe essere. Quindi ecco, io mi fermo qui, saprà meglio spiegarsi la professoressa sull'argomento, e passo la parola a lei. Grazie. Sì, grazie. Grazie di questo invito e della possibilità anche di condividere poi quelle che sono le ricerche che vengono condotte all'interno dell'università. Io ho lavorato a questo Atlante del malessere territoriale, ci sto lavorando da circa 1 anno e mezzo insieme
a Legambiente Veneto e cercherò di restituirvi quelli che sono stati, come dire, i primi risultati dal mio punto di vista dell'elaborazione poi di questo materiale che abbiamo raccolto. Io mi occupo in particolare di territori compromessi, di territori molto edificati, i territori che ha fatto vedere prima Carduran, in particolare l'area del Veneto centrale, di territori che sono stati molto costruiti, quindi di consumo di suolo, ma anche della cattiva gestione da un punto di vista della pianificazione che questi territori hanno avuto, cattiva pianificazione ai diversi livelli, e anche a quelle che sono poi le ricadute da un punto di vista sociale, cioè questi territori sono così compromessi, l'esempio che faceva prima Carduran di quel paese che è tagliato fuori dalle infrastrutture e che lentamente verrà abbandonato, quello è un esempio, ma su quell'asta lungo la riviera del Brenta insistono una serie di conflitti notevoli, Veneto City, la città della moda, la Romea commerciale, Calcroci un po' più in basso, Dogaletto, cioè ci sono una serie di interventi, e sono interventi di migliaia e migliaia di metri quadri, di metri cubi di realizzazione, che compromettono dal punto di vista degli abitanti che vivono lì, compromettono la loro qualità del vivere. Quindi mi occupo un po' di tutto questo, e all'interno di questo mio interesse principale, interesse di ricerca intendo, ma interesse anche di cittadino, mi sono occupata e ho lavorato insieme a Legambiente per cercare di costruire questo Atlante del malessere territoriale. Che cosa abbiamo fatto? Abbiamo cercato di mappare non tanto i comitati, non perché mappare i comitati non sia importante e rilevante, alla fine abbiamo anche un po' mappato i comitati. Ci sono lavori di ricerca molto importanti e fatti benissimo da parte di altri sulla mappatura di quanti sono i comitati che si mobilitano rispetto alle questioni ambientali. Noi volevamo provare a partire dai progetti, cioè le opere che trasformano. Queste opere che trasformano come vengono vissute, come vengono, che cosa generano sul territorio da diversi punti di vista, e quindi abbiamo non mappato a tavolino, ma abbiamo attivato i circoli di Legambiente del Veneto, abbiamo attivato i comitati che sono direttamente interessati, e di cui anche la scheda sul traforo, e abbiamo costruito una banca dati di tutte queste informazioni. Ora, la scheda era una scheda abbastanza articolata, una scheda che cercava di capire quali erano, tra le diverse informazioni, quali erano le motivazioni che spingevano al conflitto. Allora, vi dico subito che fino ad ora, esclusa la provincia di Belluno, perché non ce ne siamo ancora occupati, abbiamo mappato 53 conflitti. Quindi ci sono 53 opere che mobilitano popolazione, poca o tanta che sia, sono persone che sono contrarie a scelte fatte tendenzialmente da amministrazioni pubbliche, tutte fatte da amministrazioni pubbliche. Allora, 53 sono tantissimi, sono quasi tutti attivi, alcuni non sono attivi, ma anche lì io ho delle perplessità, perché un conflitto generato ad esempio a Vigasio sulla costruzione di una sorta di villaggio stile Disneyland di quasi 300 villette, di cui sono state realizzate una cinquantina, e l'impresa è fallita, beh sì, il conflitto si è chiuso, ma in realtà il problema è lì, il problema non è stato risolto, e se arriva un nuovo investitore probabilmente il conflitto riparte, no? E altre situazioni di questo tipo, ma ammettendo anche che alcuni di questi siano conflitti conclusi, non risolti ma conclusi, abbiamo 45 conflitti che sono tuttora in corso, conflitti grandi e piccoli, che riguardano in particolare infrastrutture di diverso tipo, gli esempi che vi facevo prima, la Romea commerciale, ma grandi espansioni di diversa natura, industriali, commerciali,
residenziali, la città della moda, il quadrante di Tessera, ma non solo. Conflitti che sono relativi a rifiuti, ma questi diciamo i conflitti storici, se noi osserviamo quella che è la storia del nostro paese rispetto alle conflittualità, ci accorgiamo che ci sono state delle stagioni nei quali si confliggeva appunto su questioni legate all'inquinamento, sulle questioni legate allo smaltimento dei rifiuti. Ecco, queste sono tipologie, se così posso definirle, di conflitti che si sono nel tempo un po' spente, non ce ne sono moltissime, no? Ci sono appunto questi conflitti che nascono principalmente sulle grandi o piccole trasformazioni urbane. Ci sono diversi conflitti anche nell'urbano, perché io vi ho fatto degli esempi che sono molto alla scala territoriale, no? Ma ci sono i conflitti alla scala urbana, la sottrazione di verde pubblico all'interno della città di Padova, ad esempio, perché l'amministrazione sta conducendo delle scelte di trasformazione di area verde, però all'interno di quartieri densamente popolati, e la popolazione protesta, perché questo significa sottrarre verde, significa sottrarre spazio pubblico, significa sottrarre qualità della propria vita, no? del proprio abitare. Conflitti che interessano la città di Venezia, le grandi navi che transitano nel bacino di San Marco, piuttosto che il tracciato della TAV lungo la gronda lagunare, cioè insomma modalità diverse. Comunque sono moltissimi. E ripeto, non siamo ancora riusciti a mapparli tutti. Ora, rispetto a questo quadro, io direi abbastanza, che dovrebbe far riflettere noi come cittadini, ma io credo che dovrebbe far riflettere in particolare le amministrazioni pubbliche. Quali sono le conclusioni che io personalmente ho tirato, e forse sbagliando, forse non sono completamente corrette, però a me pare di poter, anche per chiudere il mio intervento, eventualmente se ci sono domande lasciare spazio a domande, a me pare di poter dire alcune cose. Allora, c'è una tendenza in atto che è quella di dire spesso che chi confligge, chi protesta lo fa perché gli viene, come dire, toccato il proprio intorno, no? C'è sempre una dimensione, gli esperti parlano di sindrome NIMBY. Allora, che cos'è la sindrome NIMBY? La sindrome NIMBY è un acronimo che sta per Not in my backyard, cioè non nel mio giardino, questo è. Ed è diventato, nasce negli Stati Uniti, viene coniato negli Stati Uniti per identificare le mobilitazioni popolari dei cittadini contro l'insediamento delle centrali nucleari. Da allora è diventato il termine utilizzato per codificare qualsiasi forma di conflitto, no? In forma anche molto spregiativa. Quello è una sindrome NIMBY perché cura solo gli interessi personali di quel piccolo gruppo di persone, di quell'individuo. Si cerca sempre di togliere, come dire, l'aspetto collettivo, no? La dimensione collettiva che mobilita poi le persone, i cittadini, tanti o pochi che siano. Allora, a me pare di poter dire che di questi 50 e oltre conflitti che ho mappato, sì, forse ci sono delle sindrome NIMBY, forse c'è qualcuno che è interessato solo del fatto che fuori dalla porta di casa sua succeda qualcosa, ma del vicino non gli importa nulla. Però non mi pare che siano tutti così. Cioè, mi pare che ci sia un interesse da parte della gente, da parte della popolazione, a partecipare alle scelte, cioè ci sia una dimensione, io direi quasi una nuova dimensione collettiva su alcune questioni. Allora noi la scheda era molto articolata e chiedevamo una serie di cose, per questo poi arrivo a queste conclusioni, no? Cioè, uno dei temi che veniva molto puntualizzato era proprio questo dell'aggressione al paesaggio, del consumo di suolo, che non è propriamente una
attenzione, come dire, personale di pancia, no? Cioè è una dimensione molto diversa quella di preoccuparsi del fatto che i valori ambientali, i valori del territorio siano dei valori che non appartengono solo al singolo, no? Anzi, è proprio perché è un patrimonio di tutti che deve essere salvaguardato. Questa secondo me è la prima considerazione che io faccio rispetto ai conflitti che ho analizzato. E quindi parlerei, più che di sindrome NIMBY, parlerei di forme di partecipazione contro. Cioè noi manifestiamo il nostro confliggendo, protestando, andando alle zattere contro le grandi navi o appunto protestando contro il traforo, no? Cioè diamo uno spazio non solo alla salvaguardia di un territorio, di un paesaggio che è di tutti, ma partecipiamo, cerchiamo di intervenire e di dire che le scelte che sono state fatte non sono scelte che noi condividiamo. Per questo una partecipazione contro. Partecipo, ma sono contro però, ma non mi devi dire che sono un NIMBY, non mi devi dire che sto curando solo il mio interesse personale, perché in realtà io sto facendo molto di più. Ora, rispetto a questo, e non mi dilungo molto, i politologi potrebbero raccontarci un sacco di cose, potrebbero della crisi della politica, della crisi della rappresentanza, che ci sta tutta, cioè che cos'è poi che spinge, no? Cioè perché ci sono così tanti comitati, adesso senza arrivare a parlare di Grillo, ma perché ci sono così tanti comitati? Perché la gente si aggrega alla piccolissima scala e a volte anche in forme molto più come dire, molto più articolate. Ci sono degli esempi, ad esempio lungo la riviera del Brenta, di reti di comitati, no? Cioè non ci sono più i comitati spezzettati, ognuno con i propri problemi, poi di tempo, di problemi personali, di non riuscire comunque a star dietro a tutto quello che confliggere comporta, no? Allora si sono associati, hanno costruito delle reti. Allora perché c'è tutto questo? Perché c'è molta sfiducia, perché c'è molta inadeguatezza anche da parte di chi poi opera scelte di trasformazione sul territorio. Allora in una società che invece è sempre più attenta anche e sempre più istruita da un certo punto di vista o comunque informata, ecco, allora non solo la necessità ma anche il sentirsi legittimati ad una partecipazione di questo tipo diventa ovviamente sempre più alta, no? L'ultima considerazione che faccio è rispetto a le scelte, come dire, le azioni in senso stretto che sono poi le azioni di pianificazione, no? Allora, che cosa fanno gli strumenti di pianificazione? Gli strumenti di pianificazione, e quindi qui potremmo anche aprire un capitolo sui tecnici, sugli architetti, sugli urbanisti e sul loro ruolo rispetto alle trasformazioni del territorio, però diamogli il beneficio dell'inventario. Parliamo solo degli amministratori e dei politici, che poi sono quelli che hanno, come dire, il potere decisionale, no? Cioè sono quelli che decidono che cosa si fa, sono quelli che dicono, stabiliscono gli obiettivi, no? Allora, come vengono fatti questi strumenti di pianificazione? Vengono fatti nel totale avvallo di scelte che sono scelte che poi si rivelano dei boomerang, perché la popolazione non le vuole, perché i contrari, eccetera, no? Senza un minimo di condivisione, senza un minimo di trasparenza, senza un minimo di coinvolgimento. Allora, per concludere, l'Atlante, forse non serve neanche dirlo perché l'avete già capito, qual è l'obiettivo che noi ci siamo prefissati, oltre che mappare e monitorare che cosa succede all'interno della nostra regione, è anche quello
di fornire uno strumento che possa essere uno strumento utile a un amministratore che apra un po' di più gli occhi rispetto alle cose che succedono sul territorio. E che se non è disposto a mettere in discussione gli obiettivi, perché ammettiamo pure che gli obiettivi siano dati e che gli obiettivi vadano definiti e debbano essere definiti da coloro che noi eleggiamo, però forse sulle scelte qualcosina vogliamo dire, no? Sulle scelte forse la popolazione, la cittadinanza va interpellata maggiormente, perché i meccanismi della democrazia rappresentativa sono stati anche messi profondamente in crisi, l'abbiamo visto anche nelle ultime elezioni, no? Allora forse l'amministratore dovrebbe fare attenzione e cercare di essere un pochino più inclusivo rispetto a quelle che sono, io parlo in particolare delle scelte di pianificazione perché di questo mi occupo, ma forse non solo di queste. Grazie. Ringrazio la professoressa Fregolenti che direi ci ha chiarito e illustrato bene quali sono le problematiche ma anche gli interessi in gioco in questioni appunto di questo tipo, quindi traforo, ma ce ne sono tantissime, abbiamo visto in tutto il Veneto. Per eventuali domande direi di aspettare l'ultimo intervento, la fine del prossimo intervento e poi appunto potremo dare il via appunto a un piccolo dibattito con qualche domanda da parte del pubblico. L'ultimo ospite della serata è l'architetto Domenico Luciani, Fondazione Benetton. L'architetto Luciani, forse qualcuno di voi lo conosce già, è il supervisore del gruppo di lavoro di ricerca per l'iniziativa di luoghi di valore che ogni anno tiene la Fondazione Benetton a Treviso. Quest'anno siamo arrivati alla 6ª edizione di questa iniziativa concorso. L'architetto Luciani inoltre è anche il coordinatore del premio internazionale Carlo Scarpa per il giardino, un premio molto importante che quest'anno ha visto premiato il Bosco di Sant'Antonio in Abruzzo, in provincia dell'Aquila, che è questo possiamo dire bellissimo bosco per chi è stato appunto alla premiazione, veramente interessante e di pregio, insomma, un luogo di valore appunto, ma da valorizzare e da conservare. Inoltre l'architetto Luciani conosce bene anche quelle che sono le tematiche locali, libertà e traforo, perché appunto con il suo gruppo di lavoro un paio di anni fa sono venuti sulle zone interessate da queste opere perché erano state segnalate appunto dai comitati qui locali al concorso Luoghi di Valore. E quindi passo la parola a lui che ci illustrerà un po' il suo pensiero in merito a tutte queste questioni. Sì, era il 2 settembre del 2010 quando abbiamo fatto questo sopralluogo di cui parlava adesso l'ingegner Mognol. Ci siamo resi conto che il caso di Vittorio Veneto è veramente singolare, ma è anche emblematico di tanti altri casi, con una sua specificità però, perché io trovo pochi casi così chiari sull'impianto della faccenda. Qui abbiamo storicamente due centri. Questi due centri nascono già in età romana, hanno due funzioni diverse, tutti e due in rapporto alla difesa di un altro posto ancora che è Oderzo. Pitergium. Durante tutta la storia medievale non risolvono questa dualità, non la risolvono i Caminesi, non la risolve poi dal quarto decennio del 300 Venezia, che diventa, la responsabile. Non si risolve mai questo dualismo.
non si risolve nemmeno dopo l'unità d'Italia, quando si fa questa invenzione di un nome comune. Si fa fatica a risolverlo con una bella idea, che era quella della stazione ferroviaria centrale rispetto a questi due. Ma anche quello a me pare che ancora oggi, non so, mi piacerebbe molto essere nella vostra testa di persone che stanno e vivono qui, come oggi e forse anche nelle diverse generazioni di cui siete composti, e questo è molto bello, un'assemblea con una grande articolazione di età e di come è nella vostra testa oggi questa questione. Questo è un tema che a me interesserebbe moltissimo, perché vado convincendomi che la vera scala su cui si risolvono i problemi non è la scala grande, è la scala piccola. E che nella scala piccola del campanile e della piazza nella quale si è nati, si è cresciuti, e a meno di casi singolari si finisce anche col concludere la vita, lì si gioca la qualità della propria vita. La ferrovia ha tentato di mettere insieme queste due cose e anche lì io trovo molta fatica. Il centro nuovo è un centro un po' appeso per aria rispetto alle due grandi strutture storiche di Serravalle e di Ceneda. Sto dicendo cose molto avventurose, ma vorrei che poi magari voi... Ora noi abbiamo qui la modernità che ha portato in questa situazione un'autostrada. Questa autostrada è stata costruita, bisognerebbe andare a vedere i progetti di quell'autostrada che nasce quasi vuota, perché per qualche decennio è stata un'autostrada vuota. Doveva essere un'autostrada Venezia-Monaco, più quelli che hanno i capelli bianchi qui si ricorderanno la battaglia per la Venezia-Monaco, poi in realtà finisce dove era finita e molto più tardi verrà portata fino quasi a Longarone. Ma questa questione della Venezia-Monaco non finisce mai, adesso ritorna. C'è un progetto demenziale che vuole passare sotto le Marmarole, ce n'è un altro che vuole piegare a destra per la Valle del Piave e poi allacciarsi all'autostrada che va a Tarvisio attraverso la prima parte della Valle del Tagliamento. Questa questione dell'autostrada Venezia-Monaco e poi la questione del rapporto tra economia del nord-est e economia della Baviera, che viene ancora intesa come un elemento, diciamo così, di carattere geopoliticamente primario. In sostanza noi ci ritroviamo, portata dalla modernità e dal miracolo, un'autostrada a occidente della città e ci mettiamo in testa di fare un altro buco a oriente della città. È un caso in cui se si fa un seminario in giro per il mondo, magari di là dall'oceano, è difficile spiegarlo. Non c'è caso più chiaro che dice che le grandi opere servono a chi le fa. Le grandi opere servono a chi le fa. Volete un esempio? Venite a Vittorio Veneto, ve lo spiego. La liberalizzazione dell'autostrada, io queste cose le dicevo anche quando ero direttore della Fondazione Benetton, non ti preoccupare, potevi farlo il nome, non c'è nessun problema. No, ma lo faccio io. Allora c'è un signore che ha preso in carico la gestione di un'autostrada, già questo io trovo che sia veramente strampalato. In uno Stato moderno una autostrada, cioè una infrastruttura primaria, non c'è altro che il primario delle grandi ferrovie e delle autostrade,
Cioè, primario vuol dire che anche in caso di guerra è l'ultima cosa che deve essere non funzionale, che in caso di grande alluvione è l'ultima cosa che non deve funzionare. Primario vuol dire che è strategico. Primario vuol dire che se ti va, diciamo, gambe all'aria quella roba lì, vuol dire che veramente sei andato a gambe all'aria con tutta l'organizzazione dello Stato. Che uno Stato moderno dia da gestire un'infrastruttura di questo tipo a dei privati, io lo trovo demenziale. Ma la demenza è parte della politica. È difficile fare il moralismo e spiegare a uno che se gli viene questa occasione deve rinunciare in nome di. È come quando si fanno le grandi operazioni di restauro a Venezia, su tutta la vicenda del Fondaco dei tedeschi. Dove sta il sovramanico delle responsabilità? Dove sta il punto più delicato di tutta la faccenda, se non il Comune di Venezia, che ha la possibilità di indicare la strada dell'uso di questi grandi beni e preferisce, ma guardate, è un vizio vecchio, non è soltanto adesso, è un vizio che ha almeno 15 anni, e dunque rinvia un altro sindaco, rinvia ad altre riflessioni. E questo era il primo punto. Liberalizzazione e uso dell'autostrada. In Germania l'autostrada non viene pagata e funziona molto bene e ha un'uscita libera ogni volta che incontra una strada di qualche importanza, qualche volta anche a poche centinaia di metri dall'uno o dall'altra ci sono strade che intersecano e con un semplicissimo attacco si connettono con l'autostrada. Già qui c'è il tratto Marghera-Mogliano, incasinato quanto basta, ma c'è. Qual è la ragione per cui da Mogliano in poi non deve essere proseguita questa cosa? Cos'è? Improvvisamente ci sono i leoni. Allora, fino a Treviso, ma perché no fino a Spresiano, ma perché no fino a Conegliano, ma perché no fino a Vittorio Veneto, ma perché no l'autostrada? L'autostrada che cambia struttura, cambia natura, non è più un tubo nel quale bisogna andare a prendere e a pagare il biglietto, e tra l'altro costringe a prendere 8 direzioni, 4 in entrata, 4 in uscita, e raggromarle tutte in un posto in cui si paga il biglietto, quindi facendo delle vere e proprie spaghettate di raccordi ogni volta che si deve entrare e uscire. E la vera differenza poi è anche quella di consumo di suolo in un paese nel quale, andate a vedere i dati sulla superficie agraria utilizzata usciti nel 2010, c'è da mettersi le mani nei capelli. Solo in 15 anni è caduto un altro 17% del territorio nazionale. Nel Veneto siamo ormai sotto il 50% di superficie agraria utilizzata. Cioè, quella che era il 96% di superficie agraria utilizzata del censimento del 51 è oggi il 48-49%. E badate, a cambiare destinazione d'uso dell'agricoltura, dall'agricoltura ad altri usi, non è soltanto la casa e il capannone, eppure sono due problemi enormi, su cui magari poi se ho tempo dico due cose, e tutto il resto, appunto, i grandi raccordi complicati che consumano ettari perché devono portare tutti lì, i grandi parcheggi dei grandi magazzini e i grandi parcheggi di ogni cosa che abbia una riunione di grandi quantità di automobili, dagli ospedali insomma, fate voi, conosciamo tutti la vita come è fatta. L'ospedale di Treviso adesso ha bisogno di 3 ettari di parcheggio nuovo. Dove va a fare questo parcheggio? Al Prato della Fiera. Stupendo. L'unico pezzo di città rimasto relativamente aperto e libero dove si fanno
annualmente le fiere dove ci si incontra per giocare a pallone liberamente, dove c'è questa situazione del tutto singolare di un grande prato in città, no signore, adesso serve all'ospedale, il quale ospedale sta facendo tutto nuovo e poteva fare benissimo 2 piani nello stesso corpo, 2 piani di parcheggio e risolveva tutto, no signore, il prato della fiera. Voi capite che allora c'è, e questo è il primo punto che volevo toccare, un problema mentale. Noi ci siamo abituati negli ultimi 4-5 decenni, forse di più, a pensare che quando abbiamo un problema dobbiamo risolverlo per via tecnologica, non lo dobbiamo risolvere col buon senso, con la riflessione, ma siamo davvero sicuri che questa cosa è necessaria? Ci vogliamo pensare ancora un momento? No, hai un problema, la tecnologia te lo risolve. Questo è entrato molto profondamente nella nostra testa. Siamo un po' tutti tecnologici, diciamo sviluppisti, come si dice adesso, si abusa a dire, no? Cioè, se improvvisamente il PIL tende a calare ci sentiamo perduti. Non ci viene in mente di poter pensare che forse possiamo vivere meglio con meno. È un'idea questa molto strampalata, che non piace, eppure secondo me è un'idea davvero, diciamo, cruciale nel tempo attuale e nella crisi attuale. E questa è la prima questione. La seconda questione è che allora in una situazione di questo tipo nessuno ha più scuse quando si mette ad amministrare una piccola città. Se uno vuol fare il sindaco di Vittorio Veneto o anche di un paese più piccolo, deve sapere, non può non sapere che esiste questa questione dell'insediamento e del metri cubi zero. Vuole dare una dimostrazione di essere un bravo sindaco, metri cubi zero. È molto semplice. Vogliamo andare a vedere quanti sono i posti non utilizzati, vogliamo vedere quanti sono i contenitori vuoti, vogliamo andare a vedere quante sono le cose da rimettere in ordine, vogliamo andare a vedere quante sono le cose che sono troppo invecchiate, sono degradate. C'è da far per tutti, non è che il lavoro viene solo facendo case e capannoni nuovi. Questa è la seconda idea che dobbiamo piano piano mettere in crisi. Abbiamo costruito più di quanto era necessario e adesso dobbiamo raffinare il nostro ragionamento intorno al riuso e al rimettere in ordine quello che abbiamo fatto. Dobbiamo lavorare nell'esistente e per lavorare nell'esistente abbiamo un sacco di possibilità. Dobbiamo fare molta ricerca, altro tema, no? Questo che allora tu vuoi portarci di nuovo al buon selvaggio. No, il problema è che è molto più difficile, è molto più facile avere il mal della pietra e costruire il nuovo, è molto più difficile vedere come si adegua al vecchio, come lo si trasforma, come lo si riatta, come lo si risistema, ed è molto più complicato perché è molta più ricerca ed è molto più interessante. E io penso che le nuove generazioni vengano attratte da questa idea nuova e fine di come si può stare al mondo senza bisogno di, appunto, di fare Veneto City. Su Veneto City, concedetemi una parentesi, è agli atti della presidenza della regione Veneto una mia lettera, mi devo citare questa volta perché se no non sono contento, che dice: caro Presidente, guarda che lì, quando ci sarà questa situazione in cui da una vecchia autostrada si forma una nuova autostrada, si crea lì un triangolo di potenti interessi, prova a vedere se non sia il caso di creare un piccolo demanio pubblico di aree, visto che sei tu a avere il progetto già fatto, che il progetto non è ancora pubblico, che quindi nessuno, a meno che tu non gliel'abbia detto, una cosa
intesa, nessuno può saperlo, tu prendi lì 200-300 ettari e fissa un demanio pubblico, poi vediamo, verrà utile, vedrai che verrà utile. Se studi la storia della città, la storia del territorio, vedi che ogni volta che si crea un incrocio molto importante, lì si crea un'accumulazione di interessi. Lo voglio dire perché è agli atti, insomma, quindi mi piacerebbe che si sapesse che non sempre si arriva dopo, si potrebbe anche arrivare prima se si volesse, naturalmente. Dunque c'è un problema di consumo di suolo, c'è un problema di nuovi insediamenti e invece di lavoro nel già esistente, c'è un problema di insediamenti industriali che negli ultimi 50 anni sono stati fatti con il cartone. Se viene qui un terremoto del tipo che in questi giorni vediamo lì in Emilia, qui probabilmente è peggio ancora, perché questi pannoni sono stati fatti alla copri-copri, cioè ho bisogno di 1 ettaro di superficie coperta e sono un artigiano, esco, mi indebito con la banca, devo produrre subito, allora vai e produci, ma produci allora l'economia, no? Questo procuratore della Repubblica di Modena che dice siamo stati suicidi, e ha ragione, è una parola un po' forte ma è così. E poi questa cosa di Tremonti che incentiva il costruire per costruire, c'è stato un periodo di alcuni anni in cui questa cosa dell'ICI ha fatto in modo tale che si creasse questo triangolo terrificante tra il sindaco bisognoso, l'impresa disponibile e il proprietario della terra che intravedeva un guadagno. Allora, questa è una cosa sulla quale nessun sindaco degno di questo nome e in buona fede non sa come comportarsi. Bisogna cominciare a selezionare l'esistente, probabilmente alcuni capannoni che contengono materiali, diciamo, di cui conosciamo la particolare nocività andrebbero abbattuti, altri andrebbero rimessi in ordine, si possono introdurre nuovi elementi di energia, c'è tutto un lavoro da fare sull'esistente, che non è solo il restauro della roba medievale, di cui siamo pieni per fortuna, ma è anche il bricolage, la risistemazione di quello che è stato fatto nell'ultimo mezzo secolo, che è ancora più interessante e ancora più pieno di aperture e di opportunità. E poi lavorare alla scala dei centri. Io in quel primo sopralluogo del 2 settembre del 2010 la cosa che mi impressionò di più, ma lo dissi anche all'ingegner Mognol, fu questa faccenda del Borgo Vendran. Il Borgo Vendran ci indica una strada potenziale di qualità della vita come null'altro di quello che abbiamo prodotto negli ultimi secoli. Noi negli ultimi secoli non abbiamo prodotto null'altro di così qualitativo, potenzialmente naturalmente, dei nostri borghi, dei nostri piccoli borghi. Ed è lì dove dovremo concentrare la nostra intelligenza, e il nostro denaro e la nostra attenzione. E poi resta però una questione sulla quale nessuno può fare prediche, che è la questione della mobilità. Noi abbiamo costruito una mobilità individuale su 4 ruote che dovranno passare alcune generazioni prima di riuscire a venirne a capo. Nel Veneto abbiamo 1000 automobili per 1000 abitanti, il che significa che se togliete i vecchi, i bambini, i portatori di limitazioni, quelli che possono guidare hanno più di un'automobile per ciascuno. È molto frequente statisticamente il caso della giovane coppia, della coppia in cui entrambi hanno la patente, con un bambino o 2 al massimo, ma spesso 1,
con 3 mezzi, perché devono avere il mezzo per andare lei muoversi, lui muoversi e poi magari andare in vacanza col camper oppure andare a lavorare col camioncino. E noi viviamo al volante. Allora il problema della mobilità è un problema sul quale non si può scherzare e che dovrebbe veramente invece a partire dalle scuole diventare un tema di straordinaria intensità di riflessione, perché lo si prende per le corna solo se si apre una articolazione molto grande di strumenti. Il ferro, vedere qui, il punto qui è ridotta questa linea Venezia-Belluno, vedere le nostre stazioni qui, anche queste poi più su, queste che vanno su in Alpago, poi fino a Belluno e fino a Calalzo, è veramente straziante, quando potrebbe essere invece un mezzo, tra l'altro già con le stazioni esistenti, senza bisogno di espropriare 1 metro quadrato. Quindi la grande scommessa sul ferro locale, non il ferro delle frecce, che pure è una cosa interessante, ma che non è la questione che risolve la qualità della vita della gente. La qualità della vita della gente viene risolta solo se si apre sulla questione della ferrovia locale una nuova grande scommessa. E poi il resto, i nuovi mezzi collettivi, piccoli mezzi dolci, elettrici se possibile, che vanno in città, non questi grandi autobus che producono. Quindi un rinnovamento dell'immaginario e anche della realizzazione di tanti tipi di mezzi misurati sulla taglia delle strade della città, sulla strada delle distanze da percorrere, con molta innovazione. Ancora una volta insisto, se vogliamo aprire una fase di riflessione su un altro modo di organizzare la vita, dobbiamo molto lavorare sulla ricerca e sull'innovazione. E poi la bicicletta dove è possibile, e poi reimparare quando non viene giù un uragano o quando non c'è un sole che ti brucia, imparare a fare una passeggiata fino al chilometro e mezzo. Naturalmente per poter fare tutto questo bisogna calibrare il pericolo costituito da quelli, cioè da tutti che vanno al volante. Quindi il problema è molto complicato, non c'è da essere faciloni, c'è da fare molta sperimentazione, c'è da occuparsene però. Per chi vuole fare seriamente l'amministratore delle nostre piccole città deve prendere di grande lena questa questione della mobilità e lavorare su questa con molta energia. E la terza questione, e finisco su questa terza, l'ha già toccata l'architetto Fregolè molto adeguatamente, quindi ne accenno, ma la terza questione è che se ci riorientiamo metro cubo zero e tutto quello che segue, se affrontiamo questa questione della ricerca nell'insediamento e nella mobilità, chi apre questo processo? Allora, stasera siamo qua come saperi esperti, ma non è che si risolve così la cosa. La cosa la dovete risolvere voi. Cioè, il sapere esperto che viene dall'università o dalla fondazione o da dove voglia vi può dare una mano, ma non c'è nessuno che può sostituirsi alla vostra volontà. Cioè, il passaggio da un comitato che dice no, ma poi dice anche sì, perché il comitato poi si chiama anche sì alle alternative. E questa è una variante interessante. Voi stessi avete sentito il bisogno di dire no al traforo, sì alle alternative, che è un indizio questo. Ma il passaggio da un comitato che si è accorto che c'è un no da dire irriducibile e assolutamente cruciale, senza il quale no irriducibile tutto il palco casca, perché questa è la questione.
Qui non si sta dicendo che bisogna passare dal no al sì, no, bisogna stare sul no, con una grinta irriducibile, ma da quel no deve piano piano nascere l'ambizione di occuparsene, di dire adesso piano piano fermo lì, non toccare sta roba, ma adesso piano piano voglio mostrarti come si può fare diversamente. Questo passaggio dal comitato che dice no a una comunità che si mette piano piano sulle spalle la responsabilità di una indicazione di strada. Capita questo, capita. Io sto osservando in tutta Europa situazioni nelle quali questa metamorfosi dal no alla responsabilità, che nasce dal no, lo ripeto, bisogna essere molto chiari su questo, non vorrei indurre equivoci, non si tratta di abbandonare questo no, si tratta di tenerlo fermo perché è l'arma, ma poi da questo no cominciare a lavorare, a ragionare, a pensare, a vedere di non mandare responsabilità ad altri che possono competere a noi, cioè questa costruzione di una comunità consapevole che decide di farsi carico di una situazione di straordinaria complessità, ma anche, lasciatemelo ripetere, di straordinaria opportunità. Grazie. Ringrazio l'architetto Luciani, lei che è stato veramente interessante l'intervento, soprattutto anche sul discorso finale di responsabilità della comunità, nel senso che tutti noi dovremmo prenderci appunto le nostre responsabilità, anche perché è nostro diritto e dovere quello di poter essere costruttori, insomma, del nostro futuro e di costruirlo come vorremmo per il bene di tutti, non solo per il nostro. E niente, se appunto ci sono domande da parte del pubblico, avete visto un po' quali sono gli argomenti trattati anche di carattere generale, insomma siamo qui, abbiamo un po' di tempo, siamo stati bravi nei tempi, quindi io magari passo con il microfono.